Ben ritrovati, All In Sport, una nuova puntata. Andiamo subito a scoprire chi sono i nostri ospiti di oggi. Ben ritrovati quindi in studio e ben trovati appunto ai nostri ospiti. Abbiamo iniziato la nostra chiacchierata molto prima, si è creato un piccolo salotto prima di accendere le telecamere perché gli argomenti ce ne sono tantissimi. Vorrei però iniziare da Zaccaria Tomasi perché abbiamo detto tante volte nel corso delle nostre trasmissioni, no? Non ci piace e non piace più neanche al mondo della disabilità, al mondo paralimpico, l'idea del buonismo, l'idea del meritevole, no? Quindi l'importanza di avere una competizione, i ragazzi che vogliono vincere, vogliono competere. E quindi vorrei che tu ci raccontassi un po' di questo torneo paralimpico di calcio, come è organizzato e quali sono gli obiettivi su un cammino, insomma, che lo ripetiamo più volte, vuole sempre arrivare a raggiungere più ragazzi e più famiglie possibili. Ma allora innanzitutto credo che vada puntualizzato il fatto che la competizione ce l'abbiamo dentro, dai bambini agli adulti, e quindi anche quando si parla di ragazzi che hanno delle disabilità, da questo non si può scappare. Il torneo paralimpico è un torneo che va avanti da qualche anno perché la federazione già qualche anno fa aveva spinto perché nascessero queste squadre chiamate di quarta categoria, ma che potessero entrare nelle grandi famiglie delle società professionistiche e non, per comunque dare l'opportunità di praticare calcio anche a ragazzi che magari non ne hanno l'opportunità sul territorio. Adesso in questi ultimi 2 anni si è trasformato in torneo paralimpico e si sta strutturando sempre più come un vero e proprio campionato italiano. Attualmente si fanno dei concentramenti sostanzialmente in alcune zone d'Italia dove si spostano le squadre e vanno a giocare. Qua a Verona, al Bottagisio Center lì al Chievo, si sono tenuti i concentramenti della nostra zona e della nostra categoria, e poi c'è una fase superiore successiva che va verso la fase nazionale per arrivare poi alla finale proprio di scudetto. Sono campionati veri e propri dove ci sono partite, si gioca, c'è l'arbitro, quindi calcio a tutti gli effetti. La federazione sta spingendo molto perché c'è una realtà che sta crescendo e che crea opportunità non solo per i ragazzi ma anche per tanti allenatori, preparatori, tutte le figure tecniche che ci sono nell'ambito sportivo, di poter inserirsi in un contesto che magari apprezzano di più perché sono molto più sensibili e amano magari la realtà della disabilità in senso generale. Massimo Castellani, hai una storia sportiva agonistica straordinaria e altrettanto straordinaria quella che poi hai percorso nel tuo cammino in polizia. Quindi vorrei chiederti, all'interno del rapporto con tuo figlio, come gestisci il fatto anche di essere stato uno sportivo di alto livello? È stato un bel confronto con Leonardo, perché appunto io sportivo, mia moglie è anche ginnasta agonista di alto livello, quindi i ragazzi hanno respirato pane e sport fino dall'inizio. E tutti e due, sia io che mia moglie, avevamo ovviamente le conoscenze e l'esperienza per instradarli un po' in questa loro partenza, in questa loro attività. E loro, devo dire che sono stati, anche mia figlia che è una danzatrice, di danza classica, hanno recepito, sono stati recettivi a questo nostro condurli su questa strada. Però è arrivato un certo punto che hanno deciso di andare per la loro strada, cioè hanno abbandonato quelle che erano le nostre, diciamo, i nostri consigli, i nostri suggerimenti, si sono scelti la loro strada. È vero, sempre nell'ambito motorio, delle attività motorie, in questo caso delle arti motorie,
però hanno rotto, diciamo, con l'aspetto sportivo agonistico e hanno intrapreso la loro attività. E questo devo dire che a me ha colpito un po', mi ha toccato, e al punto che con Leonardo abbiamo avuto un confronto diretto, quasi a volte anche uno scontro, un dibattito acceso, dal quale è scaturito un libro, uno dei miei 2 libri che ho scritto, che è proprio un dialogo padre-figlio nel quale ci confrontiamo, un faccia a faccia quasi socratico, in un discorrere a scoprire e a riscoprirsi ciascuno nelle storie dell'altro. Come si chiama il libro? Il libro si chiama Nel nome del padre. Zaccaria, le famiglie sono assolutamente decisive, questo vale per i ragazzi con disabilità, ma in realtà poi in generale. E questo te lo chiedo anche in ambito calcio femminile, perché ancora ci sono preclusioni sulle ragazze che giocano a calcio. Io sono stato, lo racconto sempre, fagocitato non dalla realtà generale del femminile, dell'attività di calcio femminile, ma da quante bambine ho scoperto vivono la passione del calcio. Probabilmente tante bambine negli anni non hanno affrontato il mondo del calcio perché purtroppo la squadra di bambine piccole difficilmente era presente sul territorio, e quindi già il fatto di una famiglia di portare una bambina in una squadra maschile è sempre stato probabilmente un freno a questo sviluppo. Io in questi anni ho con sorpresa visto genitori che arrivano con bambini di 13 anni con la faccia dispiaciuta perché la bambina già da quando ne ha 4 voleva andare a giocare a calcio, e loro hanno sempre frenato questa cosa finché arrivano a 13 anni che non ce la fanno più, e quasi trasmettono il senso di colpa di non aver assecondato la passione, perché se io parlo di passione, come dicevo prima, è lì, non ci sono freni, non c'è maschile, femminile, colore, non c'è nulla, c'è solo il seguire un'onda che ti viene da dentro e che ti trascina, insomma. Allora, passione che cerchiamo di far arrivare a casa anche attraverso l'InSport e attraverso i servizi, le interviste che Alberto Cristani realizza sul territorio. Andiamo a vedere dove ci porta adesso. Dottor Pietro Picotti, grande esperto del mondo ovviamente dello sport, ma in questo caso andiamo ad analizzare quell'esperienza che è iniziata a fine 2013, quando lei è diventato medico fisiatra della Federazione Italiana Triathlon, responsabile sanitario e medico della squadra nazionale di paratriathlon. Innanzitutto la domanda che le faccio è: cosa le ha fatto scoccare la scintilla per entrare in questo mondo? Il mondo dello sport mi è sempre appartenuto, mi è sempre affascinato per mia passione in primis, e quindi già all'inizio della mia carriera come medico e come fisiatra mi sono occupato di postura, di movimento e di sport, e ho visto una finestra molto molto interessante che permette al soggetto diversamente abile, o come li chiamo io i miei atleti, super abili, per poter riacquisire un senso di presenza forte nella loro vita, nel loro modo di potersi esprimere, e è incredibile come attraverso lo sport riusciamo poi dopo a migliorare comunque anche le capacità funzionali del soggetto. Quindi lo sport è un tramite per poter ritrovare un equilibrio interiore, un equilibrio comunque dei propri muscoli, delle proprie articolazioni, in rapporto alla situazione fisica che si è venuta a creare. Io ho sviluppato una mia filosofia di approccio molto olistico, dove il centro è la persona, non il malato, non la patologia, non la singola disabilità. È splendido come attraverso la spinta emotiva e la determinazione per voler ritornare a fare uno sport, per fare uno sport di nuovo ad alto livello, come appunto con i ragazzi della squadra della Federazione del Paratriathlon, abbiamo lo strumento per andare alla ricerca di un migliore equilibrio di noi stessi. È il percorso della nostra vita, è il percorso che dovrebbero fare tutti. Entrare in questo mondo, nel mondo dello sport paralimpico, le ha dato tanto a livello anche professionale, ma anche, immagino, anche a livello umano.
Sì, certo, vedi, io sono in ambito della federazione, appunto, sono a contatto quindi con ragazzi che sono già a svolgere sport ad un certo livello, e questi ragazzi hanno già dovuto vincere la prima battaglia contro la loro disabilità, e quindi arrivano con una determinazione e con una capacità e con una spinta, come dire, interiore veramente incredibile. Quindi io cerco di dare tanto a loro, ma loro hanno dato veramente tantissimo anche a me. Dall'inizio della sua esperienza ad oggi, quanto è cambiato il mondo dello sport paralimpico? Sono successe tante cose e devo dire che per fortuna il mondo della disabilità nello sport sono cresciute, sono cambiate tantissimo. I primi anni avevamo grandi difficoltà a reperire sponsor e comunque la gente ci guardava strani, un po' forse incuriositi e anche forse molte volte spaventati nel vedere in questi giovani o in questi atleti la malattia. La malattia spaventa, la malattia ti obbliga a fermarti, a confrontarti con te stesso. Io sono particolarmente vicino ad alcuni dei ragazzi che hanno avuto dei percorsi veramente duri, veramente difficili, i tentati suicidi, le depressioni gravissime, e ritrovare attraverso il movimento e lo sport la gioia di vivere. Diciamo, sono cambiati i tempi e oggi riuscire a fare sport per un disabile è forse più facile. Comunque c'è un atteggiamento anche nostro di maggior attenzione, di maggior voglia di inclusione di queste persone che sono appunto diversamente abili. Sono magicamente comparsi sul mio tavolino i libri di Massimo Castellani. Allora, questo è Nel nume del padre, e invece quest'altro qui, In polizia per sport, lo vediamo, Paolo? Si vede? Ok, questo mi porta a chiederti come ti ha aiutato lo sport ad affrontare questo tipo di lavoro, e se appunto hai qualche aneddoto magari legato allo sport. Ma intanto il titolo già mi sembra rappresentativo, no? In polizia per sport. Dice, vabbè, uno cosa entra in polizia per sport? Invece sì, io in polizia ci sono entrato proprio per fare lo sport. Ero bravo, ero un adolescente talentuoso, andavo bene nei tuffi, e facendo i campionati italiani junior si sono accorti che avevo delle potenzialità. E allora c'era la possibilità di fare, c'era ancora il servizio militare di leva, e mi hanno proposto appunto i rappresentanti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato di fare il servizio militare di leva ancora nelle Fiamme Oro. Quindi questa mia passione per lo sport si è poi trasportata, si è trasferita in questo ambiente totalmente nuovo, che era però istituzionalizzato. Cioè io, seppur tuffatore sportivo, sono rimasto e sono diventato un uomo dello Stato. Ecco, io poi sono rimasto nell'ambito della polizia, grazie alla laurea in giurisprudenza, ho potuto accedere al concorso per commissario e ho intrapreso quella che è stata poi la mia seconda esistenza, che mi ha portato a svolgere diversi ruoli nell'ambito della Polizia di Stato, tra i quali quello di comandante delle sezioni operative del NOCS, che è il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza di reparto speciale della Polizia di Stato. Questo lo chiedo a entrambi, da genitori, da educatori, da formatori, no? Quando si dice ma i ragazzi non hanno stimoli, non hanno voglia, sono delle pappe molle, quanto è vero e quanto invece è un po' un alibi per non impegnarsi, per non prendere responsabilità, per non andare a cercare quella passione che tu dici che a volte per un genitore può essere una cosa completamente strana, spiazzante, perché non è transitata nel suo universo. Ma io do una buona fetta di colpa a noi adulti, non tanto ai ragazzi. Le passioni le abbiamo tutti, i ragazzi le hanno, spesso o noi come esempi
o noi come opportunità non mettiamo i ragazzi nelle condizioni di esternarle queste passioni e di stimolarle, perché a volte è il genitore, l'allenatore, il professore, l'adulto di riferimento che dovrebbe anche preoccuparsi di questo e aiutare i ragazzi. Una volta c'era il genitore che te la trasmetteva senza magari neanche, come diceva prima, il discorso di fare sport, il figlio ti vede, allora si appassiona allo sport. A volte i riferimenti degli adulti dovrebbero essere molto più bravi in questo, perché le passioni le abbiamo tutte e ci sono. È molto più complicato adesso perché i ragazzi ricevono molti più stimoli di 50 anni fa, per cui in mezzo a questi stimoli bisogna riuscire a catturarli ed arrivarci. Ma nel momento in cui li catturi, li fai coltivare queste passioni che sono trasversali, può essere la lettura di un libro piuttosto che il giardinaggio, per dire, piuttosto lo sport, lì bisognerebbe essere bravi noi adulti a permettere che coltivino questa passione. A volte la nostra preoccupazione, il fatto che magari siamo presi per altre cose, non ci preoccupiamo di questo punto che è un punto chiave proprio del ruolo che ha l'adulto nei confronti dei ragazzi. Io non ho mai visto ragazzi che non coltivano passioni, ho visto tanti ragazzi che non hanno un input per coltivarle o per iniziarle. Massimo, magari la paura, il timore di un genitore è che quella passione non sia poi remunerativa, diciamo, nella vita, che non possa essere uno strumento di sostentamento della persona, quando in realtà viviamo in un tipo di mondo che ormai ci sta dicendo che andare sul sicuro, diciamo, il posto in banca non esiste più, no? Fondamentalmente. Quindi anche ragazzi che possono in realtà magari crearsi un nuovo lavoro, inventare nuovi lavori. Da genitore come la vedi? Allora, da genitore è un po' più complicata. Mentre parlavi, la prima cosa che mi è venuta in mente e che veramente mi sento di condividere con tutti è che non c'è nessuna conquista più bella al mondo di fare il lavoro che ti piace, cioè di fare e di riuscire a trasformare in lavoro l'attività per la quale tu sei portato, per la quale tu sei appassionato. Questa è la vera conquista e questo secondo me non è monetizzabile, cioè è molto più felice un modesto impiegato che però svolge l'attività per la quale ha sempre lottato per riuscire, piuttosto che uno che guadagna magari molto di più, però poi non ha mille frustrazioni perché non si sente realizzato. E per quanto riguarda i ragazzi, da genitore, secondo me il consiglio che mi sento di dare è quello di avviare, introdurre i bambini, ma fin dalla giovanissima età, adesso si parla anche addirittura di età prescolare, ed è un po' questa la sfida che io mi sono proposto, di introdurli all'ambiente della motorietà, dell'ambiente motorio, perché chiamarlo sport a quell'età lì forse è ancora prematuro, è attività ludica in chiave sportiva, perché ti introduce poi a una serie di valori, a una serie di principi che maturano insieme a te durante la tua crescita come ragazzo, come adolescente e poi come uomo, e che ti ritroverai poi pronti per essere utilizzati nelle piccole e grandi sfide della vita. Allora, Davide Rossi, raccontaci un po' la tua storia e raccontaci soprattutto quando c'è stata una svolta nella tua vita. Allora, quando nel 2009 io ho avuto un incidente stradale in motocicletta, ho perso parzialmente l'arto destro, quindi sono amputato alla gamba destra. È stato un percorso molto lungo, io ero giovane, avevo 28 anni allora, e quindi ho affrontato tante difficoltà sia fisiche che psicologiche allora, e da lì, diciamo, mi ha svoltato un po' la vita. E ho iniziato a vedere un po' la vita in modo diverso. All'inizio è stato molto difficile, soprattutto accettare questa cosa di non avere una gamba e quindi di dover indossare una protesi e cambiare un po', ridimensionare un po' tutte le mie priorità. E io sono sempre stato abbastanza appassionato di sport e quindi purtroppo anche di moto, adesso non più. E da lì ho iniziato, dopo insomma un percorso di riabilitazione che è durato quasi un anno, ho deciso di riprendere in mano la mia vita e ho ricominciato ad allenarmi, a fare sport, ho ripreso ad andare in bicicletta e ho iniziato a fare trekking.
Quindi ho unito anche la passione per la natura, per la montagna, ho messo insieme un po' le cose. Poi qualche anno fa ho deciso di intraprendere un viaggio in Nepal. Sì. Ho raggiunto un amico ed è nata un'avventura bellissima, fatta di 1000 storie, fatta di amicizia. Siamo andati in Nepal, ci siamo incontrati là e abbiamo deciso di arrivare al campo base dell'Annapurna, 4200 metri, e abbiamo passato 11 giorni meravigliosi e complicati sulle montagne. Cosa ti è rimasto di questa avventura? Sì, mi ha dato sicuramente molta sicurezza in me stesso, perché è un po' anche uno dei motivi per i quali sono voluto affrontare questa sfida, come altre sfide che ho affrontato, era quello di dare comunque un segnale a tutte quelle persone che si trovano ad affrontare dei problemi nella vita. Io volevo dare questo messaggio di forza, di rivincita, perché mi sono sentito, dopo il Nepal soprattutto, una forza e anche un po' in dovere di trasmettere questa forza alle altre persone, perché molte persone non riescono a trovarla. Il messaggio tuo non deve essere rivolto a chi vuole fare cose eccezionali. Il mio messaggio è rivolto anche alle persone che magari non riescono a riappropriarsi delle cose più banali, quindi andare al mare in costume perché si vergognano a farsi vedere. Può essere la persona magari con l'amputazione, può essere la persona per una cosa magari più banale perché si vede più grassottella piuttosto che, quindi uno non si vede bello. Certo. E anche cose magari più semplici, più banali, come andare al lavoro tutti i giorni, cose insomma che magari non fare una camminata, una passeggiata, uscire a prendere un caffè, riappropriarsi proprio della quotidianità. Invece spesso le persone si chiudono in se stesse e non riescono magari ad affrontare anche cose semplici. Però non è stato tutto negativo, nella sfortuna non è stato tutto negativo. No, ti dico, è di più quello che mi ha dato che quello che mi ha tolto, anche se ci sono dei giorni chiaramente che anch'io mi abbatto, perché i dolori, il male, i problemi sono tanti, anche se sono passati tanti anni, però ha cambiato il mio modo di vedere le cose, mi ha fatto incontrare delle persone che non avrei mai incontrato probabilmente, meravigliose, che mi hanno aperto veramente la mente su certe cose che prima magari non vedevo, e quindi da quel lato mi ha dato tanto, ecco. Siamo arrivati così in chiusura di questo nostro appuntamento. Vi ricordo ancora brevemente i libri, grazie Massimo, che ci hai portato: Nel nome del padre, In polizia per sport. Zaccaria Tommasi, ci rivediamo in campo presto. Assolutamente. Grazie a voi e grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi aspetto al prossimo appuntamento con All in Sport.